Straordinaria a tre, ben ritrovati in diretta. Il tema di quest'oggi è come gestire risparmi e immobili, un tema estremamente interessante perché soprattutto avere una corretta gestione del patrimonio è insomma la preoccupazione un po' di tutte le persone, degli imprenditori ma soprattutto anche delle famiglie. Ne parliamo quest'oggi in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. In studio con me c'è Mauro Schileo, consulente patrimoniale, ben trovato. Grazie. E Omar Grigolo, agente immobiliare, ben trovato anche a lei. Allora, parto proprio da lei, Schileo, perché dicevamo la gestione del patrimonio personale è un tema estremamente interessante e in questo spazio proprio cercheremo di analizzare insieme quali sono i fattori chiave, quelli essenziali per una corretta gestione del patrimonio e anche come tutelarlo. Qual è il ruolo in particolare del consulente patrimoniale? Ma allora, il ruolo del consulente patrimoniale si sviluppa in diversi aspetti. Principalmente in realtà si tratta di avere a che fare con le famiglie, parlare con le persone e il motivo infatti che ci ha portato ad essere qui oggi a parlare alle famiglie attraverso la televisione è proprio quello di voler presentare, far capire chi siamo, cosa facciamo e come sviluppiamo noi l'attività. Il patrimonio nelle famiglie si sviluppa in tanti aspetti, può essere il tema economico, quindi l'aspetto proprio risparmio, soldi, oppure gli immobili, quote societarie, ci sono tanti aspetti che impattano il patrimonio di una famiglia. Ognuno lo sviluppa a suo modo, nel senso che non c'è una famiglia uguale all'altra, non c'è una gestione del risparmio uguale all'altra e oggi noi abbiamo bisogno di capire con chi abbiamo a che fare, quindi in questa sede cerchiamo di metterci a disposizione. Esatto, metterci a disposizione per interagire con persone che hanno problemi comuni. Esempio, l'acquisto di una casa, come entrare meglio per fare un mutuo, per acquisire una proprietà immobiliare, piuttosto che ho dei risparmi da tempo lì fermi sui conti oppure investiti in un modo non soddisfacente, come voglio dare un proseguo alle mie finanze, oppure insomma sono diversi temi. Oggi l'idea è un po' questa. È una materia molto complessa, insomma, di difficile comprensione per le persone e soprattutto voi siete un punto di riferimento proprio per le persone e il primo passo è proprio quello di conoscere, capire le esigenze di gestione del patrimonio, dei risparmi che insomma sono un bene davvero importante per le famiglie. Sì, io sono 15 anni che faccio questo mestiere e alla fine ho capito che il punto fondamentale e anche il motivo che poi mi porta qui è smarcare alcuni tipi di errori molto comuni. Adesso magari nel tempo poi toccheremo diversi aspetti, oggi magari è più una presentazione forse, no? Esempio, errori comuni come interpretare il rischio, le durate, il tempo o semplicemente dare seguito alle proprie volontà nella famiglia. Il mio patrimonio che fine farà? Piuttosto che è un buon momento per entrare al mercato o non entrare al mercato? Che tipo di rischi voglio assumere? So cosa sto facendo, cosa sto comprando, cosa sto vendendo. Queste sono un po' le informazioni. L'obiettivo è quello di presentarsi e dare la possibilità alle persone di contattare professionisti qualificati per gestire esattamente questo tipo di situazioni. Oggi c'è una grande disinformazione in Italia in generale, perché è un tema che magari tutti ne parliamo tutti, però magari senza grande consapevolezza. Vedo che spesso e volentieri c'è anche molta allergia a riguardo, non tutti hanno piacere di parlare di questi temi, c'è qualcuno che magari si diverte a parlarne perché per passione certo. lo fa come lavoro. Senta Grigolo, abbiamo detto si parte dalla conoscenza dei bisogni che hanno le persone, le famiglie, è anche questo il punto di partenza nel mercato immobiliare? È l'identico punto di partenza. Mi trovo quotidianamente ormai da tanti anni, facendo anche una mia piccola presentazione, sono un agente immobiliare, da oltre 10 anni accompagno le persone nella compra e vendita delle loro abitazioni, faccio parte di un grande gruppo in continua evoluzione ed espansione, partito a Padova con la prima filiale e poi fortunatamente ampliato in tutto quanto il Veneto, fino a toccare sia la parte della Lombardia quanto dell'Emilia Romagna. E gestendo più di qualche filiale di questo grande gruppo
mi trovo quotidianamente ormai da 13 anni all'effettivo di affrontando praticamente delle situazioni molto comuni, ok, ripetute, allo stesso tempo comunque leggermente diverse. Per questo comunque siamo a disposizione di proprio mettere a disposizione delle nostre consulenze a fronte di chi ci sta ascoltando, chi vuole comunque approfondire questi discorsi, e ci porta qui proprio un discorso di poter analizzare e poter condividere alcune esperienze che abbiamo fatto nel corso del tempo e poter essere d'aiuto nel evitare questo tipo di difficoltà, questo tipo di errori, di conseguenza prevenire invece che curare. Costantemente ci troviamo di fronte a delle situazioni dove il primo pensiero che viene da fare è: caspita, peccato non essere intervenuti prima, al punto di arrivare qui appunto in trasmissione a dire siamo a disposizione. Fortunatamente alle spalle abbiamo esperienza e ci permettiamo di dire comunque della professionalità, perché a forza di continuare a fare, diciamo, le stesse operazioni sotto certi punti di vista siamo arrivati a proprio a metterci a disposizione a 360 gradi. Quindi... Ecco, dicevamo, insomma, si parte dalla conoscenza dei bisogni delle persone. È questo il primo passo che si fa quando si gestisce il patrimonio, ecco, di una persona, di una famiglia? Guarda, un buon esempio da questo punto di vista è quello del medico del risparmio. Io, così, anche un po' in maniera scherzosa, tendo ad assimilarmi alla figura del medico, anche se faccio tutt'altro, ma perché il concetto è simile. Come fa un medico a suggerire una cura ad un paziente senza averlo visitato prima? Oggi non c'è il prodotto giusto, o magari c'è il prodotto giusto, ma per chi? Dipende. Quindi prima di dare suggerimenti ad una famiglia, o insomma tendenzialmente sono famiglie e le persone con le quali ho a che fare, ok? Prima di dare un suggerimento devo capire bene qual è la struttura, qual è l'origine, come si sviluppa quella famiglia. Anche perché le famiglie hanno tutte storie diverse, no? Certo, hanno storie diverse ed diverse. evoluzioni diverse. Oggi anche il tema di famiglie allargate tocca diversi piani. Questo poi si abbina bene molto anche al tema immobiliare. Insomma, che... Ce ne sono delle situazioni, infatti, dove mi trovo a parlare con numerosi proprietari, dove ci sono delle diverse volontà e delle diverse esigenze, delle diverse priorità e delle diverse tempistiche. E fortunatamente, ripeto, dopo un po' di esperienza si riesce a capire come è meglio procedere, partendo per forza di cose da una prima analisi. La situazione che mi trovo costantemente è una realtà un po' con la speranza più che una preparazione. Quindi la speranza che la cosa vada bene sia nella parte della vendita di un immobile o nella parte anche dell'acquisto. Ma magari con poca conoscenza di come, con poca di qual è il conoscenza di come percorso. fare, quindi speriamo che ci sia il risultato, che l'acquirente arrivi piuttosto che la casa arrivi. Sfortunatamente non è così semplice, ecco che nasce, diciamo, delle figure di questo genere per poter, diciamo, aiutare e accompagnare, oltre a smarcare appunto quali possono essere determinati tipi di ostacoli che si possono trovare nel corso del tempo, perché all'effettivo, diciamo, ogni persona ha il proprio lavoro, quindi a forza di fare continuamente le stesse cose riusciamo anche a consigliare alle persone come fare per arrivare nel miglior modo al loro risultato. E allora qual è il primo punto da fare, il primo passo, insomma, per chi vuole acquistare o vendere la propria casa, per esempio? Allora, intanto rivolgersi a un professionista. Direi che questa qui è la situazione migliore appunto per iniziare, tenendo conto che, almeno parlo personalmente, inizialmente si parte con un senza impegno, quindi è fondamentale che magari una persona, anche solamente per prepararsi, vada a capire quali possono essere le strade migliori da intraprendere. Ecco che i primi appuntamenti conoscitivi per capire quali possono essere le prime esigenze o le più importanti, vi dicendo, sono fondamentali, quindi è da condividere questo fatto con un professionista, dove viene esplicata, viene espressa tutta quanta la realtà della situazione attuale e l'obiettivo da raggiungere, in modo tale da insieme poter pianificarlo e raggiungerlo. È una cosa che fanno in pochi, però... Mi permetto di aggiungere un pezzettino, va anche considerato se si è in grado di arrivare all'acquisto. Faccio un piccolo esempio, magari non c'è la forza economica, magari c'è la volontà, la speranza di arrivare all'acquisto, però bisogna programmarsi con le risorse finanziarie. Ecco perché magari nelle famiglie spesso e volentieri
i genitori aiutano i figli, ma i figli poi non hanno la capacità di essere finanziati perché non hanno la capacità di risparmio. Allora strutturare un patrimonio, imparare a risparmiare, capire come dare una forma al proprio reddito, al proprio risparmio, questo è un aspetto che attiene molto alla mia attività. Senza contare che poi arrivare all'acquisto immobiliare spesso e volentieri comporta l'essere finanziati, e questo apre una parentesi un pochettino diversa. Io infatti ringrazio molto diciamo, la tua professione, il tuo intervento con numerose persone che magari possiamo anche condividere sia per il lavoro appunto di Mauro quanto anche del mio, in quanto per l'acquisto di un'abitazione è fondamentale avere, diciamo, un piccolo patrimonio d'inizio. La forza economica poi di fatto si tratta, quindi o di tasca propria oppure finanziati da terzi. Sì. Sfortunatamente niente cade dal cielo, nel senso che sarebbe una bella realtà, però non è molto reale. E ecco che per l'acquisto anche di un immobile c'è bisogno anche di una piccola parte di risparmio, che il risparmio deriva da dei sacrifici o delle attività fatte in precedenza. Fortunatamente c'è chi magari aiuta nella gestione del patrimonio e mi permette poi di conoscere delle persone che è anche molto più piacevole e più facile da gestire. In questo lungo percorso, lungo discretamente, nel senso che ce ne sono tanti anni ancora davanti da lavorare, ho trovato delle piccole difficoltà, anche delle grandi difficoltà, e la fortuna è stata comunque trovare la strada migliore per poterla proseguire. Certo che se una persona si prepara prima, tutto quanto viene più liscio. Come dicevamo, certo. Certo che insomma, parlare di risparmi in un periodo storico non facile come quello che stiamo vivendo assume davvero un valore importante, no? Sì, io in tono sarcastico vorrei dire che oggi è un periodo fantastico di mercato, perché voglio dire, dal fondo, possiamo soltanto vedere situazioni migliori. Peggio di così, insomma, sì, difficile che possa andare. Comunque, insomma, dicevamo che il periodo storico non è facile, i risparmi, insomma, quando si vanno a toccare è sempre un tema importante. No? Sì, questo anche per riagganciarmi a quello che diceva Omar poco fa. Oggi se devo affrontare un acquisto immobiliare non necessariamente, anche avendo la liquidità per poterlo fare, perché magari ho i soldi e dico voglio comprare casa o comprarla per mio figlio o per 1000 motivi, trasferire denaro e trasformarlo in mattone, ha senso finanziarsi. Questo fa il paio con l'argomento che sollevi. Mi spiego meglio. Oggi in questa situazione di mercato ai minimi c'è una buona possibilità che in un periodo di medio-lungo termine i risparmi vedano una crescita anche consistente, secondo me, e questo significa che magari se ho la liquidità per affrontare un acquisto immobiliare forse mi conviene comunque tenere i miei risparmi investiti dopo. Come, perché questo è un tema che magari tratteremo successivamente nel dettaglio. Oggi nessuna lezione di finanza, oggi semplicemente solleviamo qualche questione. Ecco. Mi conviene investire la liquidità per farmi comunque finanziare da un istituto bancario per poter accedere all'acquisto immobiliare. Fin tanto che il mio patrimonio rende più di quanto mi costa il mutuo, oggi conviene tenere la liquidità investita. Bisogna capire sempre la struttura familiare, come funziona, che tipo di operazione stiamo facendo, ma questa è una fase dove francamente io mi sento corretto nell'incentivare il risparmio, dare una forma di investimento corretta al risparmio, non necessariamente diretta all'immobile. Okay? Qual è oggi invece l'andamento, un po' possiamo descriverlo, del mercato immobiliare? Allora, è un tema, è una domanda che mi viene posta spesso. Non so se diciamo, siamo noi contro tendenza o altro, tuttavia vedo comunque anche durante il periodo di Covid o anche in un successivo passaggio appunto a questa, purtroppo questo periodo particolare, personalmente vedo comunque una bella crescita, sia in questione di numeri per persone che stanno cercando casa, quanto anche per la vendita di casa, che non sempre va comunque di pari passo. In questo momento c'è personalmente una grande richiesta e negli uffici che io seguo costantemente riceviamo quotidianamente numerose telefonate. Non vorrei parlare particolarmente di numeri, scusate, ma stiamo su un circa 50 richieste a settimana, cosa che sono numeri anche da una parte difficili da gestire. Siamo strutturati grazie alla buona squadra e delle ottime persone in gamba con cui collaboro e riusciamo a far fronte.
Sembra un po' un dato in controtendenza appunto rispetto a quello che è la situazione da una parte economica diciamo che anche del la pandemia momento. ha mosso in maniera importante il mercato, l'ha scosso particolarmente secondo me anche nel settore immobiliare. Perché io non so, faccio un piccolo esempio, ma le case con con uno spazio abitativo un po' più generoso, visto il terrore del lockdown, voglio dire, oggi le persone almeno con un balconcino, diciamo sì, così, dai, dove poter diciamo sono cambiate le esigenze respirare. rispetto a qualche anno fa. Questo ha mosso notevolmente il settore Sì, immobiliare. pensavo nel periodo del Ha lockdown, generato anche molta inflazione questo tema, voglio dire. Diciamo ci sono i vari punti di vista. Sicuramente anche nel periodo di lockdown temevo comunque di una sorta di controtendenza piuttosto che abbassamento di determinati tipi di numeri. Fortunatamente anzi c'è stata e c'è tuttora una grande propensione nella vendita e nell'acquisto, non dico quasi in uguale maniera, ma c'è comunque un grandissimo movimento, questo senza ombra di dubbio. Questo mi sta portando fortunatamente ad ampliare quali possono essere anche i raggi d'azione. Infatti sono in apertura con un ulteriore ufficio, appunto perché vediamo che c'è questa mole, c'è questa volontà e perché non accoglierla? Certo. Assolutamente sì. Quindi sicuramente ad oggi importante è andare ad ascoltare le persone su ciò che vogliono realizzare, su ciò che sono le loro caratteristiche principali e giustamente andarle a collocare o comunque andare a spiegare quale potrebbe essere la soluzione migliore per loro. Nella maggior parte delle volte si va anche ad incorrere su delle soluzioni che sono anche in costruzione, quindi si prevede proprio anche a lungo termine, a medio-lungo termine, la futura abitazione. Questo supportato tutto quanto da un sistema di cui faccio parte, vedo che c'è molto ascolto, c'è preparazione, c'è movimento ed è bello proprio metterci dentro proprio nel lavoro quotidiano. Certo. Schileo, andiamo a vedere le slide, perché abbiamo detto insomma, che la gestione del patrimonio, il primo passo è quello di affidarsi a un professionista, no? Perché non tutte le cose poi seguono il corso che noi abbiamo nella nostra mente, ma insomma vanno gestite appunto con l'aiuto di un professionista. Che cosa stiamo vedendo con la prima slide? Allora, faccio una parentesi prima di entrare a discutere le slide. Fondamentalmente l'anello di congiunzione tra me e Omar nel rispettivo business spesso e volentieri è il tema ereditario, cioè le successioni, perché tocca sia l'aspetto finanziario, economico, cioè tutto il patrimonio della famiglia, ok? Quando verrò a mancare, tutto quello che ho andrà in eredità a quelli che sono i miei eredi. Quindi intanto bisogna definirli, bisogna definire qual è il patrimonio, capire dove andrà, a chi andrà e qui si può intervenire. Oggi le tabelle, le slide che vediamo mostrano delle tabelle con le definizioni da parte dello Stato, cioè quello che succederà se io non facessi nulla e lasciassi le cose fluire per propria natura. Esempio, prendo Certo, facciamo degli esempi, sì. Coniuge, 2 o più figli. Oggi, se io venissi a mancare con un coniuge e 2 o più figli, il 33% del mio patrimonio andrebbe al coniuge e il 66%, quindi 2/3, in parti uguali ai figli. Quindi okay? Ulteriormente suddiviso, no? Esatto. Questo è a bocce ferme se io non facessi nulla, ma magari ci sono molti esempi, adesso porto qualche esempio reale di famiglie che ho gestito. Mi viene in mente una dove un padre con 3 figli, uno che lavora nell'azienda di famiglia, un altro che vive e lavora fuori casa e un altro invece che si è spostato all'estero e si è sposato e si è fatto una vita all'estero. È giusto che il patrimonio venga ripartito un terzo ai figli. In questo caso magari non è propriamente una ripartizione equa, quindi si può intervenire in questo aspetto. Lo stesso vale per gli immobili, quindi posso decidere che le mie finanze o il mio patrimonio immobiliare venga destinato in una certa forma, agevolando qualcuno, agevolando qualcun altro. La slide successiva, ci sono altre slide, faccio un esempio. Qui il 25% del mio patrimonio, nella stessa casistica, è destinabile a chi ritengo io opportuno, perché una parte del patrimonio andrà indeformabilmente agli eredi designati. Tradotto, non è che posso decidere
di dare tutto il mio patrimonio a chi io ritengo opportuno, perché comunque la quota di legittima, si chiama, è indeformabile, pertanto una parte del mio patrimonio, quanto poco, volente o nolente, andrà a determinate persone. Che significa invece quota disponibile che noi vediamo nella slide? La quota disponibile significa che di quel patrimonio, di quel 100 di patrimonio, in questo caso un 25%, in questo esempio specifico, potrà andare a chi ritengo opportuno. Che ne so, voglio favorire il figlio che mi aiuta e mi infonde cure amorevoli rispetto a quello che vive all'estero, o equiparare rapporti già favoriti nel tempo. Magari ho favorito un figlio aiutandolo nell'acquisto immobiliare, dandogli del denaro, e se oggi venissi a mancare non sarebbe giusto che il mio patrimonio venisse diviso 50-50, quindi riequilibrio le cose. Come si fa a fare questo? Come si fa a dare una forma organica e a dare una distribuzione corretta al patrimonio? Ci sono diverse soluzioni, il testamento è una di queste, ma non è l'unica, a volte magari non è la migliore, dipende, ogni volta bisogna capire caso per caso. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è anche risolvere eventuali liti, diatribe che possono insorgere tra gli eredi. Omar conosce molto bene questo tema perché... Certo, che riguardano appunto il contesto immobiliare. La situazione che io noto appena dopo questa fase qui è proprio la gestione di un immobile dove ci sono diversi obiettivi. Diversi obiettivi nel senso che persone che vogliono realizzare di più perché pensano di aver contribuito di meno, e una serie di situazioni dove non c'è una corretta e una giusta strada per tutti quanti, cosa praticamente che crea una situazione di stallo nell'immobile. Infatti notevolmente, anche percorrendo le semplici strade, troviamo determinati immobili che sono un po' abbandonati. Tutti quanti ci chiediamo perché, o perché non potrebbe essere risanato, e una serie di casistiche del genere. Alle spalle potrebbe esserci, non è sempre così ovviamente, una gestione non accurata in maniera approfondita e non corretta che ha portato a quello stato. Ecco che la conseguenza poi un po' non positiva è che ci troviamo davanti a determinati tipi di realtà, di abitazioni. È il caso della comunione ereditaria, si chiama, quindi la dispersione di patrimonio impatta proprio questo tema. In Italia, per esempio, scusa se mi permetto di interrompere, c'è poca cultura a riguardo, un po' per scaramanzia, perché è un tema delicato, spinoso e che non è semplice da trattare, un po' perché c'è poca conoscenza a riguardo, ma di fatto non è un aspetto di poca importanza, eppure non se ne parla, tante volte si pensa che perché il mio desiderio è questo, allora tutti gli eredi rispetteranno, ma magari il mio desiderio non rientra nelle tabelle statali, e tra il mio desiderio e le tabelle statali, ha ragione la tabella statale, quindi voglio dire, non c'è consapevolezza a riguardo. All'estero, faccio un piccolo esempio, noi in Europa noi Italia, in Europa siamo un paradiso fiscale dal punto di vista successorio. Qui abbiamo l'aliquota fiscale più bassa in assoluto da questo punto di vista. Infatti all'estero è uso comune affrontare questo tema in vita, fare una successione in vita e decidere, perché i morti non firmano, i vivi decidono. E da questo punto di vista, appunto, all'estero è comune discutere il patrimonio in anticipo, destinare ai figli, agli eredi, o magari anche capire chi lasciare fuori da eventuali situazioni, questo nel caso delle famiglie allargate, quindi capire chi voglio che sia mio erede, chi non voglio che sia mio erede, e cosa voglio che abbia, cosa non voglio che abbia. Sono tutte domande semplici, ma bisogna deciderle, capirle, avere chiari i propri interessi, capire come dare una forma organica, senza lasciare beghe tra gli eredi futuri, o insomma permettendo che a Natale mangino ancora il panettone assieme. Io uso questo esempio che magari fa sorridere. Okay. Il tema è risolvere, insomma cercare di risolvere le questioni e di non lasciare nulla in sospeso. Certo, noi infatti impattiamo sulle decisioni importanti nel patrimonio delle famiglie, e infatti l'obiettivo di questo incontro oggi è proprio quello di sollevare domande in capo ai telespettatori che vogliano contattarci per capire qual è la forma giusta da dare al proprio patrimonio, e dire: ma ok, della mia situazione, visto come si evolve, cosa posso fare, cosa è meglio che non faccia, quali sono i passi giusti da muovere nella direzione di quello che voglio.
Noi esattamente siamo capaci di rispondere a questo tipo di soluzioni sia per l'aspetto immobiliare che per l'aspetto finanziario, economico, cioè i risparmi. Okay. Ecco, anche perché gli adempimenti spesso possono essere numerosi e, insomma, e sono da conoscere proprio per capirli e portarli a termine. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochi minuti. Ben ritrovati nuovamente in studio, torniamo a parlare di come gestire risparmi e immobili. Insieme a me c'è Mauro Schileu, consulente patrimoniale, e Omar Grigolo, agente immobiliare. Riparto proprio da lei, Grigolo, perché abbiamo visto anche qualche caso pratico per quel che riguarda la successione. Come abbiamo detto, forse sistemare le cose in anticipo è la soluzione migliore, no? Perché poi le difficoltà arrivano. Sono numerose, sì, e non posso che dire che presentato e preparato tutto quanto prima, giustamente può agevolare veramente tutti quanti, sia dal professionista che per carità giustamente fa il suo lavoro, quindi può trovarsi di fronte a situazioni facili o difficili, ma soprattutto proprio le famiglie. E mi sono ritrovato, tra l'altro facevo mente locale l'anno scorso, era periodo estivo, dove mi sono imbattuto in una compravendita dove i proprietari erano 14. 14 proprietari è una bella lista di persone e contattare tutti quanti, mettere d'accordo tutti quanti in un unico obiettivo, vi posso assicurare che è un'impresa abbastanza impegnativa. Con 14 volontà diverse, modi di pensare, modi di fare, quindi sì, complicato. E tra l'altro, oltre a queste cose che giustamente hai detto, Mauro, anche che abitano tante volte in paesi diversi. Sì. Non è da sottovalutare. E poi nel tempo tema. le famiglie tendono a spostarsi, evolvere, quindi sì, allargarsi. Per varie motivazioni lavorative ed extralavorative, mi trovo a dover parlare con le persone che l'abitazione è in un certo paese. D'altra parte queste 14 persone possono abitare nei dintorni o anche all'estero. E la problematica principale è che tante volte più la persona è distante dall'immobile, purtroppo meno interesse ha. Quindi delegano, se ne importano, risponde al telefono, tante situazioni che purtroppo per chi ha più interesse, chi è più vicino, chi magari ha delle esigenze che possono orientarsi nell'acquisto di una nuova abitazione, il gestire il patrimonio in un futuro e tante altre casistiche giustamente personali, perché comunque di fatto una loro proprietà, diventa complicato. E diciamo che nel percorso del tempo ho toccato la mia punta massima a 29 e fino a lì diciamo cerco di essere abbastanza preparato. E siete riusciti a metterli d'accordo? Siamo riusciti, sì, abbiamo anche festeggiato dopo. Con quindi, fatica. Sì. Ci sta. Altra faccenda io credo è la donazione e l'atto che ne deriva, appunto parliamo sempre di immobili. La donazione sì è un altro tema abbastanza ostico in quanto è un atto di provenienza, quindi proprio un modo per divenire proprietario di un immobile. E la particolarità è che questo atto poi si riversa nel corso del tempo, ok, anche per 10 o 20 anni dopo. Ecco che essendo una donazione, quindi all'effettivo un regalo, se così vogliamo proprio chiamarlo, verso delle figure, delle persone, ci possono essere delle altre persone molto vicine, affini a chi ha ricevuto la donazione, che possono, diciamo, impugnare la donazione e farla rivalere nel corso del tempo. C'è un limite di tempo? 10 o 20 anni in base alla casistica. Ecco, questo è un tema che infatti rende anche particolarmente difficile il finanziare operazioni immobiliari all'interno delle quali sia comparsa una donazione, proprio perché c'è una possibilità di richiamo, si chiama collazione in diritto, ma senza fare la lezione di diritto, voglio dire, la possibilità di richiamare l'immobile al proprietario precedente, mettiamola così in maniera semplice, genera un grande rischio in capo alle banche nel finanziare la persona e quindi diciamo va a bloccare un meccanismo dove sono tutti d'accordo, sia compratore sia venditore, però non si riesce a confezionare la vendita immobiliare proprio perché appunto ci sono rischi nascosti. Quindi tante volte ricorrere alla donazione può essere un'alternativa valida, utile, alle volte magari è meglio evitarla, sempre tornando al tema principale del prima di muoversi e prendere decisioni che impattano il patrimonio personale, è opportuno rivolgersi a un professionista e capire come costruire la pratica. Insomma, va capita anche in euro, nel senso che poi va monetizzata la situazione. È un aspetto naturalmente importante. Voleva aggiungere qualcosa? Sì, diciamo che c'è stato un grande periodo dove le donazioni erano molto comuni. Quindi
per la maggior parte, essendo comunque un trasferimento abbastanza semplice, veniva utilizzato per dire ti dono l'immobile, ti dono una certa parte di proprietà. D'altra parte non si teneva conto delle conseguenze, quindi se all'inizio poteva essere molto semplice, in un secondo step poteva causare delle grandissime difficoltà. Le grandissime difficoltà poi si trasformano molto anche nella parte della tempistica della gestione, in quanto una volta analizzato tutto quanto il percorso, la provenienza, partiamo sempre dal presupposto che c'è una volontà magari di vendita, ok, nel mio caso. Nel momento in cui c'è un compromesso e si vuole procedere per poi arrivare alla definizione, quindi al rogito, scoprendo, fortunatamente noi cerchiamo di scoprirlo sempre prima così da evitare, ok? Dall'altra parte, se una persona interessa comunque l'immobile, vuole anche entrare in possesso quanto prima possibile. Gestire questa situazione della donazione può tramutarsi in un allungamento delle tempistiche fino a dei punti di domanda, oltre a dei costi che sono comunque spiacevoli. Da lì appunto deriva il fatto che spesso non previsti, no? Non previsti e scomodi da comunicare, perché poi ci troviamo o mi trovo nel dover comunicare alle persone, dovresti affrontare questa assicurazione, dovresti affrontare questa procedura. Difficili da digerire. Difficile da digerire e tante volte c'ha colpa chi comunica, quindi magari il sottoscritto che magari in precedenza magari poteva aver evitato, io adesso parlo io piuttosto che alcune persone, notai, consulenti, possono comunque sicuramente istruire la strada migliore al fine di non avere queste spiacevoli sorprese. Perché poi sono sorprese non molto simpatiche, lo posso e anche onerose, voglio dire. E spesso costose, esatto, sì. come dicevamo, ma ci torneremo perché è un tema molto importante, insomma, interessante e che insomma, abbiamo capito è anche alquanto diffuso. Sì. Schileo, tornando a parlare di inflazione, l'abbiamo accennato poco fa, no? Cuneo fiscale, inflazione influiscono comunque pesantemente sulle famiglie. Tra l'altro leggevo che l'Italia è tra i 5 paesi con i maggiori rincari e quindi si parla anche di inflazione record come non si vedeva dall'85. Che cosa ci dicono oggi i dati? Allora, è un tema ampio l'inflazione. Oggi siamo effettivamente in un periodo dove il picco di inflazione è alto ed è oggettivo, le famiglie, il caro vita lo vedono. Questo rende ancora più sensibile il mio mestiere, nel senso che aiutare le famiglie a gestire un patrimonio che di fatto si svaluta per mancato potere d'acquisto, ridotto potere d'acquisto, ok? Apro una parentesi importante, infatti nelle prossime puntate parleremo di mercato azionario, mercato obbligazionario, monetario, che cos'è un fondo, che cos'è un titolo. Questo perché? Perché gestire la liquidità in modo corretto permette di combattere il fenomeno inflattivo, cioè l'inflazione che ad oggi è molto alta. Da dove si origina questa inflazione? Un po' dopo la pandemia e tutto quello che ha comportato, il mercato ha spostato un pochettino gli equilibri e oggi abbiamo un'offerta costante rispetto a prima, in generale parlo non soltanto di mercato immobiliare, e una domanda sempre crescente. Quindi oggi questa differenza ha generato un aumento dei prezzi. Mi riaggancio invece al tema immobiliare, sempre legato all'inflazione. Faccio un esempio di un mio cliente che all'epoca mi chiese un finanziamento per poter costruire casa. Mi fa sorridere perché poverino ha avuto una situazione un po' difficile col terreno pronto e col progetto pronto, ha dovuto abbandonare la costruzione perché di fatto il costruttore rincarava il preventivo ogni tot tempo, perché di fatto egli stesso subiva rincari sulle materie prime. Infatti questo ha generato un aumento di prezzo notevole in capo all'immobile. Oggi questo è un aspetto dove se fosse stato legato dal punto di vista finanziario, viste le sue risorse contate per far fronte all'acquisto, se fosse stato legato al mercato e quindi avesse avuto una crescita patrimoniale legata all'inflazione, probabilmente non so se ce l'avrebbe fatta ad acquistare l'immobile, a costruire, però magari ci si avvicinava di più. Ecco, questi sono tutti temi che vanno seguiti con costanza. Questo poi tocca anche in maniera particolare il mio ruolo, nel senso che il consulente patrimoniale è un fornitore continuativo di lungo termine. Io affianco i miei clienti a ciclo continuo. L'obiettivo non è raccogliere una firma, vendere un prodotto, è dare un servizio costante e continuativo. Le famiglie si evolvono, hanno esigenze continue, a volte le finanze crescono, a volte le finanze scendono, devo comprare casa, ricevo un'eredità, tutto quello che abbiamo detto fino a qui
impatta la sfera patrimoniale. L'inflazione è uno dei temi che tocca il mio mestiere, nel senso che cosa facciamo col mio patrimonio, visto che c'è questa inflazione, vale la pena fare certe operazioni, è meglio lasciare stare, spingiamo sui rischi, stiamo sul lungo termine, breve termine. E bisogna poi coniugarlo con tutto quello che succede all'interno di una famiglia e con le volontà di una persona, perché all'interno dei paletti che il cliente mi definisce, io in quel universo dovrò trovare le migliori soluzioni per lui, cercando appunto di rispettare rischi, durate e via discorrendo. Quindi è un mestiere molto divertente. E si parte, come dicevamo, sempre dall'ascolto delle esigenze e degli obiettivi che le persone si pongono, no? Certo, sì. Infatti l'aspetto principale è sempre riuscire a capire. Il grosso del mio mestiere sta proprio nel capire le persone, ascoltare le loro esigenze, perché ripeto, a fronte della stessa entità di patrimonio io posso avere due approcci totalmente diversi. Faccio un esempio: una persona di 50 anni con dei risparmi in tasca non ha lo stesso approccio di una persona di 80 anni con dei risparmi in tasca, perché magari uno la vita l'ha già impostata, è già in una fase dove pensa al e dopo di me. Magari a 50 anni ho i figli grandi, dovrò aiutarli a comprare casa, magari sto pensando di investire, di cambiare la mia stessa unità abitativa, quindi sono diverse le soluzioni, proprio per questo che appunto dobbiamo... L'inflazione impatta ovviamente anche sul Sì, settore immobiliare. Diciamo che anche da parte mia c'è una sorta di influenza proprio. Mi confrontavo ieri con il mio collega che tratta la parte dei mutui, dove ormai il tasso fisso e il tasso variabile sono praticamente molto vicini a livello di tasso di interesse. E la cosa che mi fa tuttavia piacere sotto questa parte un po' delicata è che comunque le persone che si affrontano nell'acquisto dell'abitazione comunque non demordono. Nel senso che c'è comunque una volontà di arrivare al proprio obiettivo nell'andare sulla casa più grande, nella casa più recente, in un'evoluzione della propria situazione familiare. E tra l'altro sto concludendo proprio in questo periodo un affare, diciamo una conclusione di un affare con delle persone che stanno cercando la propria abitazione da 2 anni. È un periodo che è anche abbastanza lungo, teniamo conto che 2 anni fa non c'era questo tipo di situazione. Tuttavia, dopo 2 anni, avendo capito quali potevano essere le loro esigenze principali e le loro caratteristiche di ricerca, abbiamo fatto dei grandi appuntamenti approfonditi, siamo riusciti a oggi e la persona comunque è contenta, al di là del tasso di interessi, piuttosto che andrà purtroppo a versare numeroso denaro praticamente oltre a quello che poteva fare 2 anni fa. Quindi dal mio punto di vista c'è comunque una sorta di difficoltà, un dispiacere, ok? Dall'altra parte le persone hanno sempre delle motivazioni di base per far sì di cambiare l'abitazione. Certo ce ne sono di più importanti o di meno importanti, e una persona dovrà scegliere se aspettare oppure agire in questo momento. La sfortuna è che la sfera magica non c'è ancora per capire quanto in là andrà questa inflazione, come sarà il futuro e cosa ci riserverà. Ecco che prendiamo ad oggi le varie situazioni, cerchiamo di trovare le situazioni adatte alle persone, quindi farle combaciare, ascoltando e quindi presentando solamente l'immobile giusto, cioè il mio lavoro. Anche perché anni fa, rispetto alla crisi immobiliare del 2008, oggi intanto secondo me non c'è una crisi immobiliare in questo momento affatto, punto uno. Ed è uno scenario completamente diverso rispetto a 15 anni fa. Oggi non c'è tutti questi immobili costruiti come era 15 anni fa. Oggi c'è un po' più di difficoltà a reperire un immobile, quindi sì, e questo è il mestiere tuo. E per quel che riguarda il mio mercato, oggi non siamo in un momento in cui i mercati sono ai massimi, oggi sono ai minimi, infatti la liquidità investita conviene enormemente, quindi negli ultimi giorni, particolarmente fatalità dei miei clienti, hanno venduto la propria società realizzando insomma ricavi importanti. Oggi stiamo valutando il come impiegare queste risorse, tempi, metodi eccetera, senza entrare nel dettaglio, ma voglio dire, sono stati baciati dalla fortuna 2 volte: uno per essere riusciti a vendere la propria attività in questo periodo, e 2 perché si trovano con revenienze liquide, cioè soldi, in un periodo in cui il mercato è ai minimi. Oggi voglio dire, difficile pensare che possiamo continuare con questa linea di discesa, è un'onda al mercato, non una linea, quindi
sappiamo che prima o poi riprende. Con un'ottica di periodo di medio-lungo termine, i ricavi possono essere notevoli, e questo è un grande vantaggio. E anche questo insomma lo affronteremo sì, sono tutti temi che magari approfondiremo con pazienza e approfondiremo appunto nelle prossime puntate. Per esempio, questo potrebbe essere il momento migliore per vendere o per acquistare casa? Grazie della domanda, Alice. È un momento... Allora, fortunatamente c'è una grande, come dicevo prima, richiesta, ok? D'altra parte, a livello per la vendita delle abitazioni, come accennava anche prima Mauro, non c'è questo flusso come poteva essere numerosi anni fa. E la situazione migliore nel dire vendo oggi o vendo tra X tempo, ripeto, non c'è una sfera magica per dire fai oggi l'operazione piuttosto che un domani. Una cosa è certa, dove la maggior parte delle persone, o comunque anche almeno delle zone che io tratto, quindi magari chiudo un po' il cerchio su questa fase, dispone di abitazioni di una certa età, quindi non una nuova costruzione 2020-2021, ma di qualcosina di più datato. La particolarità è che ad oggi l'abitazione ha un certo quantitativo di anni, più si aspetta, più l'immobile giustamente va giù e quindi invecchia, perde di valore. Ad oggi siamo molto anche influenzati nelle classificazioni energetiche che vanno proprio a classificare ogni immobile, quindi c'è molta attenzione su questo punto di vista e dire ok, prendo un immobile recente o prendo un immobile di una certa età, porta a diversi ragionamenti. È sempre da capire poi quale è l'obiettivo di una persona. Si parte all'effettivo sempre da lì. Cosa voglio dire? C'è una motivazione che spinge, quanto forte è la motivazione, nel momento in cui devi fare questo genere di passo, appoggiati a delle persone che ritieni più opportune, ai professionisti, e fatti accompagnare fidandoti. Quindi ad oggi io mi sentirei comunque di dire che ogni persona possa valutare nel proprio quanto forte è l'esigenza. Certo che se ha la possibilità di aspettare potrebbero esserci dei momenti migliori più avanti, dall'altra parte ogni persona deve farsi la propria organizzazione personale. Infatti, agganciandomi a questo tema, anche avere l'onestà intellettuale e la correttezza, essendo noi fornitori di lungo termine, di suggerire al cliente anche di attendere, perché alle volte l'affare migliore non è sempre adesso, alle volte bisogna avere anche la pazienza di stare appollaiati sulla collina in attesa di sparare il colpo giusto. Noi non abbiamo la sfera di cristallo, però insomma si presuppone che un professionista sappia guidarti in questi ragionamenti. Quello che diceva Omar secondo me è ampiamente condivisibile. Diciamo che comunque la maggior parte delle persone fa una sorta di vendo per riacquistare. Quindi ad oggi può magari vendere l'abitazione a un certo quantitativo, ma riacquistare in questo stesso periodo, quindi che compro alto e vendo alto, compro basso e vendo basso, fortunatamente c'è una sorta di paritticità della compra, un bilanciamento effettivo. Quindi vedo comunque un ottimo momento per fare entrambe le operazioni, sinceramente. Fondamentale, se si deve acquistare, rivolgersi a un professionista, perché naturalmente si spendono dei soldini, ma investiti, sì, anche nel momento in cui si vuole vendere un immobile, perché naturalmente un professionista sa consigliare insomma, i passaggi corretti. Lì è un tema fondamentale dove è bene spendere in questa occasione, in un'occasione successiva, veramente del tempo, in quanto all'inizio c'è sicuramente una fase di emozione, una fase di bellezza, di entusiasmo, dove metto in mezzo alla mia casa, riesco a fare io e poi vediamo. Come tutte quante le cose, all'inizio può essere considerata un'opportunità, non tanto per il valore della messa in vendita, ma perché è una novità nel mercato. Ecco che questa novità, come tutte quante le cose, ha una parte di emozione e entusiasmo e poi sfortunatamente diventa un'abitudine. Ecco che il consiglio che mi sento proprio di dare è: prepariamola al meglio per cercare di sfruttare l'emozione nel momento più alto. Senza contare che bisogna fare alcuni errori classici, ad esempio di sanare abusi, problemi, eccetera, per dare un immobile in vendita adatto alla vendita, voglio dire, e questo è uno degli aspetti che poi deprezza l'immobile e fa perdere incisività in una fase di liquidazione e alienazione del bene, voglio dire. Su questa parte uno si aspetta di portare a casa determinati numeri che poi in realtà non arrivano perché ci sono delle magagne nascoste che di fatto però non sono poi così nascoste. Certo. No, diciamo, tante persone hanno proprio una volontà di giustamente vendere, ok? E aspettano tante volte di trovare l'acquirente per sistemare appunto situazioni un po' particolari che sono obbligatorie per la vendita.
solo che non è molto il caso di aspettare di trovare l'acquirente, che poi ci sono delle tempistiche limitate da rispettare per sistemare l'abitazione a livello burocratico. È consigliabile farlo prima, si affronta con i professionisti del caso, affinché nel momento in cui si trova la persona si è pronti anche per concludere o decidere le tempistiche in base alla propria situazione. Quindi questa cosa è fondamentale, la preparazione e la sistemazione prima della messa in vendita. Questo lo consiglio vivamente. Ecco Schileo, un'ultima domanda prima di concludere, che ci permette anche di un po' introdurre quello che sarà l'argomento della prossima puntata, e quindi ancora la gestione del patrimonio, ma poi anche più specificatamente quelli che sono gli investimenti immobiliari e immobiliari. Ho chiesto a Grigolo se è il momento di vendere o di acquistare. È il momento di stipulare un mutuo con un tasso fisso o con un tasso variabile? Dipende dalla durata, dipende dall'entità, dipende dalla capacità delle persone, dipende da come lo si vuole fare. Una risposta semplice sarebbe quella di utilizzare le proprie finanze. Faccio un esempio, un caso reale di un cliente che recentemente ha acquistato un immobile senza fare un mutuo, ma mettendo il patrimonio investito a garanzia di un fido di cassa. È un'operazione un po' più evoluta che non prevede le spese del notaio, ma semplicemente la banca ti presta i tuoi soldi ad un tasso più conveniente rispetto a quello che percepisci positivo. Okay? Quindi guadagno più di quello che spendo. Questa è un'operazione molto buona. Qui tasso variabile, tasso fisso. Oggi siamo in una fase di mercato alto, forse nel lungo termine, se dovessi ragionare a lungo termine, oggi forse un tasso variabile sarebbe consigliato, salvo che non sappiamo dove andrà a finire, però insomma credo che la curva dei tassi andrà via via rientrando. Questo è un tema che tocca anche molto l'inflazione, che merita un approfondimento più importante e che prossimamente insomma, Certo, lo approfondiremo, perché vedremo. insomma i temi che abbiamo messo sul grande, tavolo sono parecchi, avremo modo di trattarli. Io ringrazio Mauro Schileo, consulente patrimoniale, e Omar Grigolo, agente immobiliare, di essere stati con noi, di averci insomma un po' introdotto in queste tematiche che certamente sono di estremo interesse, non facili, ma insomma vi porteremo a conoscerle ancora in maniera più approfondita. Grazie dunque a voi di averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.